Quindi il santo viene portato adesso in processione, viene fatto girare per 3 volte attorno al fuoco, mentre i fedeli recitano per 3 volte il credo. Dopodiché il sacerdote preleverà le braci dal fuoco e benedirà sia esse che il santo. A questo punto, secondo la tradizione, tutti gli altri fuochi avrebbero dovuto essere accesi in seguito a questa benedizione, però ovviamente non tutti lo fanno, non aspettano. Però in ogni caso questo è diciamo che l'inizio dei festeggiamenti di Sant'Antonio. Creatore e Signore del cielo e della terra, credo, Signore. Dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Credo, Signore, credo, Signore. E del Signore, benedite il Signore. Angeli del Signore, benedite il Signore. Sole, neve e acqua, benedite il Signore. Figli dell'uomo, benedite il Signore. Santi del cielo, benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Sii benedetto, Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e con la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo Spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco nella festa di Sant'Antonio Abate e fa divampare nei nostri cuori l'incendio della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. La macelleria di Epifanio della Meloni Carni in via Palestro 65 a Calasetta offre alla sua clientela carni di prima qualità, tutto di produzione propria. Le carni della macelleria di Epifanio sono garantite perché verificate accuratamente per offrire alla clientela la migliore qualità. La lunga esperienza consente alla Meloni Carni di essere oggi una solida realtà sull'isola di Sant'Antioco.